Salve a tutti, oggi vi presento Emilio Lussu in occasione appunto del 50° anno della sua scomparsa, avvenuto appunto il 6 di marzo del 1975 e eh, si tratta di un personaggio molto molto importante per quanto riguarda la politica sarda e italiana, ma non solo, anche per quanto riguarda tutto ciò che ha fatto nel campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, un esempio, e anche l'impegno che ha messo in essere per tutto ciò che riguarda la lingua sarda. Ovviamente anche per tutto ciò che abbraccia il tema attinente dello Statuto Autonomo della Sardegna. Non dimentichiamo che lui era il presidente della Commissione Autonomia nell'Assemblea Costituente. Io ho trattato Emilio Lussu già nella mia tesi di laurea in Storia e Società, tesi di laurea che ho pubblicato, presentando appunto Emilio Lussu in qualità di avvocato, di politico, mm, diciamo di capitano dell'esercito. E l'ho rimesso in luce anche nel mio lavoro del 2019, problemi e prospettive della pianificazione linguistica in Sardegna, evidenziando appunto il contributo che egli ha dato per quanto riguarda la lingua sarda. Bene, Emilio Lussu era nato ad Armungia, in provincia di Cagliari, il 4 di dicembre del 1890. Era figlio di una famiglia di piccoli agricoltori e inizialmente studiava ad Armungia e successivamente si era spostato a Lanusei dai Salesiani. Salesiani e Lanusei è stato sempre un centro molto importante per quanto riguarda la formazione dei giovani sardi. Ricordo anche il professor Giovanni Lillio fece degli studi a Lanusei. Per poco tempo aveva frequentato le scuole a Roma e Torino, mentre Emilio, quando era rientrato a Cagliari, si era diplomato nel liceo classico dei Tori e successivamente si era laureato in leggi. Allora, l'Armungese praticava l'avvocatura ed aveva avuto l'esperienza, come vi ho accennato poco fa, della prima grande guerra mondiale, la guerra manna del 15-18, e al suo rientro nel 1919 iniziava la sua attività politica nel movimento dei combattenti. Nel congresso di Oristano del 16-17 aprile del 1921, insieme a Pietro Mastino e Paolo Pili, era tra i fondatori del Partito Sardo d'Azione, di cui divenne presidente e anche alle elezioni del maggio dello stesso anno in cui il partito eh, partecipava con liste proprie, veniva eletto deputato. In quella competizione elettorale dobbiamo ricordare che il partito sardo si era confrontato con il partito popolare, con il partito socialista e con il blocco nazionale, in cui spiccava la figura del Coccortu. Il 31 di ottobre del 1926 Emilio Lussu aveva dovuto affrontare una questione particolare. Infatti aveva ucciso per legittima difesa un giovane fascista e breve tempo veniva anche arrestato e successivamente mandato al confino a Lipari, dove nel luglio del 1929 era fuggito insieme a Fausto Nitti e a Carlo eh, Rosselli. E con Carlo Rosselli, appunto, dobbiamo rammentare che a Parigi aveva fondato il movimento antifascista di giustizia e libertà, movimento molto 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 importante per la democrazia italiana. Emilio Lussu aveva scritto diverse opere, tra le quali citiamo il suo capolavoro Un anno sull'altipiano, chi non ha letto Un anno sull'altipiano, scritto nel 1936.
mentre quando era rientrato in Italia nel 1943, in qualità di dirigente del Partito Sardo d'Azione, aveva partecipato alla resistenza antifascista. L'anno successivo, nel luglio del 1944, era rientrato in Sardegna, ma le sue idee e il suo programma politico non avevano trovato, potremmo dire, riscontro nel contesto isolano e di conseguenza rompeva con il rinato Partito Sardo d'Azione, il quale era stato sciolto il 27 settembre del 25 durante il congresso di Macomer. Emilio Lussu era ministro dell'assistenza post-bellica nei gabinetti Parri e De Gasperi, rispettivamente 45 e 46, ed era un padre della Consulta regionale sarda, in qualità di componente della commissione per elaborare lo Statuto sardo. Deputato all'Assemblea Costituente, dove era un leader riconosciuto per l'elaborazione appunto dello Statuto speciale della Sardegna. A questo punto Emilio Lussu era stato eletto senatore nel primo Senato della Repubblica, dove vi resterà per tutta la vita. Nel 1948 aveva dato vita al Partito Sardo d'Azione Socialista e nel novembre del 1949 aveva guidato la fusione col Partito Socialista Italiano, mentre nel 1964 aveva aderito nel Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, un movimento molto roseo in quel periodo per quanto riguardava la sinistra italiana. Tra i grandi pensieri del politico troviamo quello legato anche alla politica linguistica del sardo, appunto. Infatti, tutte le notizie le sto prendendo che vi sto presentando, le sto prendendo dal mio testo che vi ho citato poco fa. Mentre noi conosciamo questo suo impegno per la politica linguistica del sardo attraverso le comunicazioni epistolari degli anni 60, 70, per meglio dire, del secolo scorso, tra lui e autorevoli intellettuali, tra i quali professor Giovanni Lelio, scusate, e Antonio Sanna. Ragion per cui Lussu è una figura di primo piano anche per ciò che riguarda il movimento politico-linguistico dei suoi anni. Allora, l'epistola del 19 maggio del 1970, indirizzata al professor Lelliu, testimonia come l'armungese avesse il bisogno, appunto, di trasformare il suo pensiero in pratica, e quindi una filosofia pratica, in cui stesso diceva, scusate, stesso diceva, il problema dell'insegnamento della lingua sarda nelle scuole elementari è politico e non tecnico, perciò è solubile e non con difficoltà gravi. Il popolo sardo, continua Emilio Lussu, con questa politica di emigrazione in massa si sta spegnendo. Salvare il popolo sardo e la sua lingua è lo stesso problema. A mio parere è la sua facoltà, comunica a professor Lindley, innanzitutto che se ne deve occupare. Lei non può lasciar cadere questa questione. È semplicemente stupendo questa epistola. Vediamo come il 21 di giugno del 70 Lussu aveva ripreso l'argomento in una lettera inviata sempre al professor Lillio, la quale dice: ho avuto troppo lavoro ed ho trascurato la questione dell'insegnamento della lingua sarda nelle scuole elementari. È una forma che lei conosca
già il problema e se ne sia occupato. A mio parere è lei all'università con i professori più indicati e con altre persone di cultura che lei conosce già, dice Emilio Lussu, che si dovrebbe riprendere l'organizzazione di tutto. Mi pare che innanzitutto bisognerebbe vedere se i grandi dialetti, il campidanese, il logudorese, il nuorese, sono dialetti oppure lingue. È bellissimo, vediamo come ci si pone già l'interrogativo della differenza di dialetto e lingua. Potremmo approfondire questo tema anche oggi. Continua Emilio Lussu nella sua epistola. Parlando con un amuno a Madrid, un grandissimo studioso spagnolo, mi accorsi che considerava il nuorese una lingua. Ma se è così, le altre lingue, con l'andar del tempo, si fonderanno in una. Ma possibile o no la fusione che io indico in un primo tempo, per un certo periodo di anni, in ogni settore delle suddette lingue parlate, e si insegna quella lingua. Io dico, continua Emilio, queste cose in confidenza a lei, ma è lei che si imposterà il problema come crede. Quindi vediamo come Emilio Lussu sta dando al professor Lilliu quella responsabilità intellettuale della serie io mi occupo di politica e tu ti occupi delle intellettuali a livello di facoltà e così via. È veramente stupendo. Quando dal suo centro universitario, dice Emilio Lussu, sempre riferito al professor Lelio, col concorso degli estranei all'università di cui ho parlato, dovrebbe vedersi l'altro problema, quello dei futuri insegnanti elementari. Quindi si pone già il problema dei futuri insegnanti elementari che dovranno insegnare ai ragazzi la lingua sarda. È veramente stupendo. Risolto anche questo problema, continua Lussu, rimane il disegno di legge da presentare al Consiglio regionale, previa preparazione dei capigruppo, quindi si sta già preoccupando di preparare i capigruppo, quindi squisitamente politico di altissimo livello. Siccome è probabile ottenere la grande maggioranza, una volta approvato, passerà al Parlamento nazionale. Veramente bellissimo. Questa è la comunicazione che appunto che Emilio Lussu invia al professor Lelio. Dopo 7 mesi Lussu riprendeva la questione e inviava ancora una lettera al professor Lelio il 26 di gennaio del 1971. Sempre la lettera è presente anche nel mio lavoro. L'insegnamento della lingua sarda, dice Lussu, presuppone evidentemente un corso superiore per i maestri elementari. Quindi vedete come si preoccupa assai della formazione degli insegnanti. E a questo punto dico, è attuale, per quanto riguarda la politica linguistica, interpretazione libera. Non voglio essere critico. Devono essere quindi essere sardi o sardi nati in Sardegna e che parlano il sardo imparato dalla madre sarda. E che lingua insegnano? Se poniamo il problema. Insegnano la lingua materna. Nei campidani il campidanese, nel nuorese il nuorese, il logudoro, il logudorese nella gallura, il gallurese nel sassarese, il loro dialetto e così ad Alghero, Carloforte e Sant'Antioco. E questo insegnamento iniziale dovrà alla fine mirare a poter insegnare la lingua sarda, che deve essere la sintesi della fusione delle lingue minori, continua Emilio Lussu. C'è inoltre il problema del clero sardo, quindi il problema della Chiesa, il clero sardo, no? Da poco è uscito un bellissimo articolo sulla Cossiga e la lingua sarda nella Chiesa, no? Ma lasciamo stare. C'è inoltre il problema del clero sardo. Esso deve nuovamente spiegare il Vangelo e predicare in sardo, come avveniva in passato, come avveniva prima. E il fascismo, che proponendosi di trasformare il popolo sardo, ne ha fatto sopprimere la lingua nelle chiese. Il 19 febbraio del 1971
Il politico armungese, grande Emilio Lussu, vedeva realizzare in parte le sue richieste grazie alla delibera della Facoltà di Lettere e Filosofia, per meglio dire, alla Facoltà di Lettere dell'Università di Cagliari, in cui si richiedeva alle autorità dello Stato italiano e della regione sarda il riconoscimento di minoranza etnolinguistica per la lingua sarda come lingua nazionale di minoranza e l'introduzione dell'insegnamento della lingua nelle scuole dell'obbligo in Sardegna. È attuale? Di più. Con grandi onori e tante speranze veniva fatto un passo importante per la lingua, ma ancora tanta acqua doveva passare, forse deve passare tanta acqua. Oggi anno del Signore 2025. Quest'acqua doveva passare sotto i ponti per vedere realizzata la grande idea di politica linguistica di Emilio Lussu. Il grande Emilio Lussu moriva in Roma il 6 marzo del 1975. Noi non ti dimentichiamo. In buon'ora.